Le immagini dall'alto rendono conto della vastità e dell'importanza dell'intervento. Siamo in centro a Mestre, questo è il cantiere di Veneto Strade per il completamento della fermata di Via Olimpia del servizio ferroviario metropolitano regionale. È un intervento molto significativo per quanto attiene l'intero sistema ferroviario regionale, in quanto consente appunto una fermata in pieno centro di Mestre con gli ovvi benefici per il trasporto pubblico locale. Ora, i lavori procedono spediti dopo un iter travagliato nella prima fase a causa del fallimento dell'impresa esecutrice dei lavori. Noi abbiamo realizzato ad oggi praticamente circa il 60% dell'importo lavori complessivo, che è di 2.440.000 euro, quindi è anche un intervento significativo dal punto di vista economico. Questi lavori sono il completamento del sottopasso, il completamento della realizzazione dei percorsi ciclopedonali fronte banchina e i lavori di rafforzamento del ponte ciclopedonale sul Mar Zenego e terminati anche i parcheggi scambiatori che saranno estremamente utili. Ad oggi dunque lo stato di avanzamento dei lavori è intorno al 60%, il cantiere dovrebbe essere ultimato entro agosto 2021. Già a settembre si è aperta una prima parte significativa in quanto consente già da adesso il collegamento tra due parti di Mestre praticamente separati attualmente dalla ferrovia e anche dalla tangenziale.